Buongiorno a tutti, domandona del giorno. Può il nero in questa posizione giocare a rocco lungo creando un attacco di scoperta contro la donna bianca? Si può o non si può? È una buona mossa oppure è una pessima idea? Pensaci e vediamo adesso la soluzione guardando questa bellissima partita di Abdusattorov. Vediamo oggi la partita di Abdusattorov con 2500 punti elo all'epoca contro Shuvalova Polina, 2394 punti elo. Non dimentichiamoci che Abdusattorov è poi diventato campione del mondo rapido, un giocatore fortissimo. E in questa partita vediamo uno dei difetti, dei gravissimi difetti dell'arrocco lungo. Se il bianco o il nero arroccano lungo, il punto è che il loro re non arriva in B1, per esempio il re arroccato lungo arriva in C1 e a volte si lasciano delle caselle scoperte, anche il re nero che si arrocca lungo arriva in C8, non in B8 e quindi lascia alcune caselle scoperte, essendo il re nero in C8. E quindi tanto che se poi c'è il tempo, un re arroccato lungo dovrebbe poter giocare re B1 o re B8 per il nero, però a volte questo tempo non c'è. E vediamo in questa partita appunto quindi uno di questi difetti. Allora la partita inizia con E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, apertura spagnola o Ruy Lopez. Il nero gioca A6 e il bianco gioca alfiere per C6, ovvero la spagnola di cambio. Il nero gioca D per C6 e qua il bianco gioca a rocco corto. A questo punto il nero ha innumerevoli mosse, tra cui F6, una delle più giocate, alfiere G4, alfiere di 6 è un'altra mossa, ci sono tantissime possibilità. Il nero opta per donna F6. A questo punto il bianco gioca D4. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Il bianco ha interesse a cambiare questi pedoni, il pedone E e il pedone D. Perché? Perché in una struttura dove questi pedoni scompaiono, il finale di pedoni risultanti, se ci si arriva, sarebbe vinto per il bianco. Allora, in questa partita il nero cattura in D4, il bianco gioca alfiere G5 perché, ok, ovviamente abbiamo detto che il finale di pedoni sarebbe vinto per il bianco, ma prima del finale c'è il mediogioco. Prima del finale gli dei hanno messo il mediogioco, come scrive testualmente Bobby Fischer nella seconda partita del suo libro 60 partite da ricordare. Quindi a questo punto il bianco non può saltarsi la fase del mediogioco, quindi gioca per l'attacco, donna per D4, attaccando D8, alfiere E6, torre D1, minaccia velata. Il bianco mette la torre sulla colonna D e guarda dall'altra parte. Magari la speranza è che se il nero giocasse per esempio H6, attaccando l'alfiere, ops, segue donna D8. E a questo punto, per il sacrificio torre per D8 e scacco matto. Una bella combinazione tra la torre in D8 e l'alfiere del bianco. Il nero gioca alfiere D6, bloccando saggiamente la colonna D, cavallo D2 continuando lo sviluppo, il cavallo poi potrebbe portarsi eventualmente anche magari in C4 a volte, magari in B3, poi in A5, in C5. Il nero gioca F6, chiudendo la diagonale a questo alfiere H4, ora il nero arrocca lungo. Abbiamo raggiunto questa posizione dove avevo precedentemente chiesto: può il nero arroccare lungo? Ecco, in questo caso è una pessima idea. Perché? Perché nell'arrocco lungo il re non arriva direttamente in B8, arriva in C8 e quindi il bianco gioca donna a 7. Se il re fosse stato in B8, il nero controllerebbe A7 e quindi donna A7 non sarebbe possibile, ma fermandosi il re in C8, appunto donna A7 è possibile. Questo è un difetto che c'è nell'arrocco lungo e non nell'arrocco corto. Ora il bianco ha un pezzo portentoso in attacco, ha idea di giocare donna a 8, portando il re nero al centro e guadagnando il pedone B, con attacco decisivo. A questo punto, in questa posizione, il nero gioca cavallo E7 completando lo sviluppo.
Se il nero avesse giocato B6 il bianco avrebbe partita vinta in molti modi. Donna per A6 guadagnerebbe un pedone, obbliga il nero ad andare al centro, il bianco vincerebbe alla lunga, però qua c'era una mossa spettacolare, ci sarebbe stata una mossa spettacolare che volevo farvi vedere, fantastica. Allora, in caso di donna A8, il re nero può scappare in D7, quindi qua inizia la lotta per la casella in D7. 2 punti esclamativi, cavallo E5. È una mossa fantastica, una mossa commovente. Il punto è che il cavallo in E5 controlla la casa in D7 e attacca la donna nera, non si può ignorare questo cavallo. E c'è anche un attacco raggi X contro la casella in D8. In caso di F per E5 seguirebbe donna A8 e su re D7 donna per D8. Donna per D8 vince la partita. Matto. Quindi se nero gioca alfiere per E5, qua bellissima idea, cavallo C4. Cavallo C4 è fantastica. Perché cavallo C4 è fantastica? Perché a questo punto con cavallo C4 si apre la colonna e si minaccia matto, quindi se nero eliminasse il cavallo in C4 con l'alfiere donna 8 da matto. Torre per D1 non cambierebbe affatto la situazione, è la stessa cosa, si minaccia matto. In questa posizione, quindi il nero dovrebbe provare a tenere chiusa la colonna D e a questo punto il cavallo torna in E5 vincendo la partita nuovamente. Si attacca la donna, se la donna cade troppo materiale per il nero, su F per E5 nuovamente il bianco da matto con donna 8 e donna per D8 e su alfiere per E5 il nero apre la colonna, spalanca la colonna D al bianco che vince con donna 8 matto e il re nero non ha più accesso alla sua unica casella di salvezza in D7 e il bianco vince la partita. Quindi torniamo alla posizione dopo donna A7. Dopo donna A7, a questo punto il nero ha giocato cavallo E7 provando a svilupparsi. Il bianco avrebbe potuto vincere con donna A8 e donna per B7 perché un pedone, poi cade a 6. Ma il bianco preferisce spalancare la colonna E e gioca quindi E5 2 punti esclamativi. Il punto è che se si sposta l'alfiere, spostare l'alfiere causa, per esempio, alfiere per E5 perde per varie ragioni, cavallo per E5 di per E5 minimo, anche alfiere per E7 vince. E se si sposta l'alfiere per esempio in B4, che ne so qua, vince anche cavallo C4 per esempio che sgombera la colonna e ancora su alfiere per C4, donna A8 da matto, no? Vincendo subito la partita. Quindi bellissima vittoria da parte del bianco. Quindi il nero ha giocato F per E5, qua bellissima mossa. Cosa ha giocato il bianco? Cavallo C4. Ancora una mossa fantastica. Il punto è che su alfiere per C4 cosa può seguire? Può seguire nuovamente cavallo per E5 vincendo la partita. Perché? Perché si attacca la donna, si controlla la casa in D7 e si minaccia donna 8 matto. Se la donna si sposta segue donna 8 matto e se si elimina il cavallo allora si apre nuovamente la colonna D, il re nero perde l'accesso a D7 e donna 8 nuovamente da scacco matto vincendo la partita. Una soluzione spettacolare. Il nero allora prova l'ultimo trucchetto, un ignobile trucchetto, alfiere D5. Quindi il bianco gioca cavallo per E5, alfiere per E5 ed ecco ora il bianco non deve giocare cavallo per E5 creando la minaccia imparabile di matto perché si controlla D7 e di attacco contro la donna, perché qua sarebbe il nero a vincere, perché il nero gioca donna per G2 scacco matto ponendo immediatamente fine alla partita. Però a volte quando la tattica sembra non funzionare basta cambiare l'ordine delle mosse. Il bianco gioca donna 8, inizia con donna 8 e dopo re D7 cavallo per E5 il nero abbandona. Perché abbandona il nero? Perché il bianco vince secondo il detto chi prende per primo prende per ultimo. Dopo re da qualche parte e scacco, cavallo per G6. Ora, se il nero non cattura la donna, se gioca per esempio H per G6, il bianco vince, non so, anche salvando la propria donna, per esempio. E se invece il nero gioca torre per A8, il detto chi prende per primo prende per ultimo. Il bianco vince catturando la torre o catturando il cavallo con torre in più, qualora il cavallo poi venisse intrappolato, qualità in più o pezzo in più, con vantaggio decisivo. Quindi qua abbiamo visto uno dei principali difetti dell'arrocco lungo, a volte avvengono le entrate in A7.
Questo è uno dei principali difetti, quindi spesso se si arrocca a lungo bisogna avere a volte il tempo di giocare re b8 per difendere bene tutti i punti dell'arrocco qua. Questo tempo non c'è stato, il bianco ha creato immediatamente un attacco decisivo. Ci vediamo presto con altri video dove analizzeremo altre partite e studieremo altri temi di mediogioco, aperture e finali. Alla prossima!